Guarda, per assurdo, per come sono fatto io, queste sono le partite che preferisco, perché invece di vincere 6-4 e lasci degli spazi, oggi abbiamo giocato con la testa, con la calma, poi è entrato Nico Salveta e ci ha risolto tutto, però non abbiamo lasciato un buco dietro e quindi non sapevamo quello che ci aspettava. Bella squadra, come tutte le partite rappresentative, però secondo me la partita l'abbiamo controllata dall'inizio alla fine. È proprio quello che cercavo di spiegare con parole mie, ma insomma le tue sono migliori. Proprio per quello ero contento, perché sono più contento oggi, perché comunque abbiamo dato una dimostrazione di maturità, cosa che non abbiamo dato in altre partite dove ci siamo divertiti, abbiamo giocato bene, abbiamo dimostrato anche di essere magari più bravi tecnicamente, però ci siamo fatti rimontare, scavalcare anche, quindi sono più contento oggi. La prima partita ai quarti di finale abbiamo battuto probabilmente la squadra più accreditata alla vittoria del titolo, dominando dall'inizio alla fine, e abbiamo avuto 4 minuti di pura follia dove siamo stati recuperati dal 4-1 al 4 pari e rischiavamo anche di perdere 5-4. E quindi fortunati, sì, non tanto fortunati lì in quella situazione. Mentre la partita dopo comunque abbiamo giocato sì contro un'altra buona squadra, però anche lì secondo me abbiamo dimostrato di essere più forti, siamo stati un po' sfortunati, 2 pali e poi ai rigori abbiamo perso. Comunque questa è stata la migliore stagione in assoluto, con tutti i problemi che abbiamo avuto, il risultato migliore che abbiamo raggiunto è stato questo qui con la Toroviola. Guarda, per la prima volta dopo tanti anni non è neanche sicuro che la Toroviola venga ricostruita, però ci sono tante porte aperte. Noi la Serie A ci ingolosisce un pochino, anche perché appunto come dici tu c'è la possibilità che magari il livello si abbassi un attimino, e se ci sono tante squadre di Serie A2 credo che noi abbiamo la possibilità comunque di lottare per la salvezza. La Serie A2 probabilmente è l'ipotesi più veritiera, più credibile, però ti ripeto non so ancora quale sarà il futuro della Toroviola, sì, della Cozzi Toroviola quest'anno. Quel che è certo è che Diego De Cristofaro lo ritroveremo su questi campi per le semifinali del torneo dei circoli. Buona serata. Grazie.